con l'amico Pasquale, perché ci devi fare un annuncio di una serata che ormai è diventato un must, sì, lo fai da quanti anni questa serata? Che spieghiamo che serata è prima di tutto? Allora sono circa 7 anni che ogni anno facciamo uno spettacolo a favore dei ragazzi disabili della cooperativa Barriere Invisibili che è qui a Taglio di Po. Quest'anno in particolare facciamo uno spettacolo che risalti un attimino i momenti difficili che stiamo attraversando tra guerre, violenze. Ho voluto scegliere l'8 di marzo proprio perché la festa della donna mettere anche in risalto tutto quello che sta succedendo contro le donne, questo accanimento che è impossibile è una cosa incredibile. Allora la cooperativa Barriere Invisibili si adopera affinché questi ragazzi possano frequentare dei corsi particolari, svolgere le attività giornaliere e ogni tanto abbiamo dei buoni risultati. Lo spettacolo che comunque sarà condotto da noto giornalista Leandro Maggi vedrà la partecipazione di artisti come Federica Daré, Manuela Spadon, Enrico Zanforlin, Daniele Barbierato, Cinzia Marcomini, Enrica Zanellato e il gruppo Baracca, ormai diventati degli affezionatos. E ospite della serata sarà un grande soprano, una delle ragazze che stanno nascendo nel campo della musica operistica, un grande soprano, proprio da non perdere, da venire a sentirla e vederla cantare. Allora, sottolineiamo il fatto che 7 anni è naturalmente lo scopo che è benefico, quello che riuscirete a recuperare sarà poi devoluto a Barriere Invisibili, la cooperativa Peter Pan che è qua a Taglio di Po, che sta facendo un lavoro straordinario perché tanti ragazzi che hanno difficoltà e cercano di integrarli anche nel mondo lavorativo, eccetera. Quindi questo è, diciamo, lo scopo sia della serata che della cooperativa che tu hai accennato. Tu sei il papà di una ragazza che è appunto in questa cooperativa. Che beneficio ne giova tua figlia? Bene, devo dire che adesso in Peter Pan, che si chiama Borgovita a tutti gli effetti di Taglio di Po, si trova benissimo, fanno le attività dalla mattina alla sera e io questo lo so perché ci vado spesso, la seguo attentamente. Poi la più grande soddisfazione è che molti ragazzi stanno cercando di farli occupare presso delle aziende locali. Difatti la settimana scorsa hanno iniziato il lavoro alcuni ragazzi in alcune fabbriche di Portoviejo, alcuni vanno anche in giro la sera, li vengono a prendere e gli fanno fare attività e poi fanno corsi di tutte le specie. Imparano a cantare, ballare, suonare, cioè fare tantissime attività, per cui mia figlia ne ha avuto un ottimo beneficio, si trova molto bene comunque. Ecco, quindi se volete aiutare gli amici sia di Peter Pan che di Barriere Invisibili, c'è questa serata che ricordiamo è l'8 di marzo presso la Sala Europa di Taglio di Po alle ore 21 e l'ingresso è di 10 euro e che andrà in beneficenza a favore di questa cooperativa Barriere Invisibili. Grazie Pasquale, ripetiamo se volete dare una mano a questa cooperativa importante, c'è questa giornata interessante con un sacco di artisti, con Pasquale che è un grande patrono, tu sei quasi il Salvetti della situazione, o sbaglio? Sì, ormai sono tantissimi anni che mi dedico a favore di questi ragazzi disabili.